Le priorità sono quelle che tutti sappiamo, quindi crisi idrica, primo fra tutti, la sicurezza, perché la sicurezza urbana a mio avviso è anche una delle priorità di questo territorio. La mia intenzione è quella di predisporre subito, ecco, una pianificazione che vedrà coinvolti i primi cittadini. Li incontrerò in questi giorni, quindi avrò una interlocuzione con loro sia per quanto riguarda, come ho detto, in termini di sicurezza dei propri territori, e in secondo luogo, ecco, capire quali sono le criticità che vivono le collettività locali. L'obiettivo che io mi prefiggo è di mettere in primo piano il cittadino. Il cittadino deve essere colui che non solo deve essere protagonista del proprio territorio, contribuendo con gli apparati istituzionali in termini collaborativi, ma soprattutto, ecco, deve essere colui che non va penalizzato, non deve essere il terminale, ecco, di una rete che sul territorio non tenga in considerazione, ecco, delle esigenze delle collettività. Quindi il cittadino in primo luogo. Non mi stancherò mai di ripeterlo, dico, tutta l'azione interistituzionale deve essere rivolta affinché nei territori urbani, ecco, si possano vivere condizioni serene e dignitose, ecco, da parte delle comunità. Quindi questo è uno degli obiettivi che io mi sono prefissato e che ovviamente per poterlo raggiungere devo necessariamente avere una interlocuzione diretta con i sindaci. L'apparato interistituzionale comprende anche, come sapete bene, anche le forze di polizia e l'autorità giudiziaria in termini di sicurezza, ecco, dei territori. Ecco, farò in maniera tale che lo scambio informativo, ecco, con l'autorità giudiziaria e con le forze di polizia, ecco, sia costante, affinché si possano individuare le problematiche e anche così pianificare le misure da adottare sul territorio. Io tra l'altro, dico, per mia abitudine mi reco presso i comuni, giro parecchio, proprio perché voglio sentire dai territori quali sono le problematiche che vivono quotidianamente. Questo mi consente, uno, di apprendere proprio in prima battuta le criticità e soprattutto fare in maniera tale di recarmi anche con rappresentanti delle forze di polizia e adottare anche con immediatezza quelle misure che necessitano per garantire innanzitutto una cornice di sicurezza delle comunità locali e in secondo luogo, ecco, intravedere delle misure che possano, come ho detto, andare a beneficio della serenità e della convivenza regolare e soprattutto, ecco, garantire quella convivenza civica che è alla base della nostra azione quotidiana.